Si è conclusa brillantemente la 13ª edizione del Premio Nazionale Sipario d'Oro che si è svolta presso l'Anfiteatro Pirandello di Piazzale Caos, a pochi passi dalla casa natale del drammaturgo agrigentino. Un attento pubblico ha assistito alla manifestazione, egregiamente condotta da Claudia Badalamenti e Margherita Trupiano, all'insegna della sobrietà, e che ha visto momenti di intrattenimento e coreografici messi in scena dalla coppia formata da Filippo Randisi e Viola Sole. In esibizione anche il trio premiato denominato I Vicini di Casa del Mondo, che ha fatto ricordare momenti difficili come quelli del Covid-19 vissuti a marzo e ad aprile attraverso i loro canti tradizionali che hanno fatto il giro di tutta l'Italia. I premiati poi è stata la volta del giornalista Cesare Sciabarrà, direttore di Canichetti Web, noto per le sue battaglie mediatiche contro ogni malaffare. Il giornalismo in tutti questi anni ha subito delle declinazioni, anche con l'avvento di internet, con l'avvento dei social, e ha fatto sì che comunque la narrazione non fosse più unidirezionale. Oggi vi è la possibilità da parte del pubblico di poter interagire con chi scrive, ma di poter interagire anche con chi gestisce il nostro territorio e poter dire la propria. E quindi questo cambiamento di direzione in qualche modo ha messo in difficoltà tanta gente. E ancora Antonella Gallo Carrabba, protagonista assoluta della vita sociale e del volontariato, presidente dell'associazione Telefono Aiuto. Abbiamo lavorato anche durante il periodo Covid con il cellulare. E questo è stato di grande conforto per le donne, perché quello che è la violenza sulle donne è, dobbiamo pensare sempre alla solitudine di queste donne, non soltanto nel periodo Covid, ma in tutti i giorni della loro vita, perché anche se oggi accendiamo il cellulare siamo subito collegati con il mondo, queste donne restano invece sempre chiuse dentro la porta. La porta di casa per loro rappresenta appunto il muro che le lascia fuori dal mondo esterno. Tra i premiati il maestro Mimmo Pontillo, legato con grande sentimento alla musica popolare e fine esecutore degli strumenti di corda. Da 40 anni, pensate, ho sempre ricercato la musica popolare, ho fatto delle ricerche sulle musiche dei Barbieri, sulle serenate, e voglio dedicare questo premio a tutti i musicisti che come me continuano nella musica popolare. Un'altra eccellenza territoriale premiata è stata quella rappresentata dal cardiochirurgo professore Michele Pilato, originario di Realmonte e direttore del Dipartimento per la cura delle patologie cardiotoraciche e dei trapianti presso l'Ismet di Palermo, nonché responsabile della cardiochirurgia dello stesso ospedale. A premiarlo il primario della cardiologia ed emodinamica del San Giovanni di Dio, dottor Giuseppe Caramanno, nonché direttore del Dipartimento cardiovascolare dell'ASP di Agrigento. Il messaggio che io do, la cardiochirurgia per me è una passione, è stata una passione, cioè un metodo di vita personale, la voglia di fare il cardiochirurgo è maturata, così è stata un'illuminazione quando ero ragazzino, andavo alla scuola media, televisione in bianco e nero, c'era la prima ripresa televisiva in diretta di un intervento di cardiochirurgia di Denton Cooley, che è uno dei pionieri della cardiochirurgia, che da Houston eseguiva un intervento di sostituzione di una valvola cardiaca. Per me fu un'illuminazione e da lì maturare l'idea di fare medicina, ma medicina per fare cardiochirurgia. Dopo 10-15 anni sono laureato e sono riuscito anche ad andare a Houston e ho lavorato con Denton Cooley, quindi il messaggio che io do, i risultati che si ottengono quando uno ha una passione per il proprio lavoro, ci crede e raggiunge i propri obiettivi. Sul palco quindi anche il vice capo di gabinetto dell'assessorato regionale al turismo, dottor Calogero Pisano, che ha ritirato una targa assegnata al dottor Alberto Cardillo, protagonista della programmazione turistica della regione siciliana. Il dottore Pisano ha anche annunciato un'iniziativa verso il settore turistico che si terrà prossimamente.
La Regione Sicilia ha lavorato tanto in tal senso per recuperare sia dei fondi e mettere a disposizione anche la sua struttura a favore di tutti i privati. Partiremo con un progetto importantissimo soprattutto per le strutture alberghiere, i parchi e le guide, di un progetto di 75 milioni di euro che verrà messo a disposizione appunto per tutti questi operatori turistici, per aiutarli per il grave momento, diciamo, che stanno attraversando. Abbiamo deciso di farlo d'inverno questo progetto perché d'estate comunque c'è stato un minimo di movimentazione turistica, quindi bene o male non aveva senso, diciamo, dare questi soldi in un periodo dove comunque c'era turismo, anche poco, ma c'era turismo regionale.